Se non ci sono i candidati, almeno ci sia il programma elettorale. Fratelli d'Italia si attrezza e inizia con gli incontri tra la gente. Prima tappa sabato mattina in piazza Jesolo, dove al gazebo, allestito per parlare di giustizia e sicurezza, si presenta il Gotha dei meloniani veneti. Per noi parlano qui sì i sondaggi dei tanti cittadini che sono a favore della separazione delle carriere, perché chiunque sia venuto a contatto con la giustizia sa che è migliorabile. Per noi questa è la ricetta e quindi poi la sottoporremo al giudizio popolare con il referendum e saranno gli italiani, come sempre, a decidere, a scegliere. Tornando al discorso vostri alleati, insomma, abbiamo parlato di Lega, abbiamo parlato anche non abbiamo parlato appunto di Tosi, che ieri ha detto: secondo noi un candidato di Fratelli d'Italia potrebbe essere una buona soluzione per le regionali. Sì, credo che in questo momento tutti mettano sul tavolo i migliori candidati possibili. Tosi sa che il suo partito governa già una regione del nord e quindi capisce che magari nelle dinamiche è più un derby Fratelli d'Italia e Lega e quindi ha espresso una sua opinione personale. Poi saranno i leader nazionali a decidere se il miglior candidato possibile ha la casacca di Fratelli d'Italia o no, oppure sarà un civico che mette d'accordo tutti. Si aspetterà un po' che siano passate le vacanze e si sappia una data definitiva delle elezioni per avere un vero candidato del centrodestra. Beh, è sempre un po' difficile, no? Se non hai ancora la data delle elezioni. Beh, io credo che la finestra consenta pochi ragionamenti, o sarà a fine ottobre o sarà entro la metà di novembre, e quindi poi da lì a scendere e troveremo il miglior candidato. Tutti i partiti stanno già lavorando sulle liste, sulla composizione per fare delle liste che sappiano raccogliere il consenso dei veneti, che è questa la cosa che a volte ci sfugge. Noi stiamo discutendo sempre di alchimie, di chi sarà il governatore. E la domanda è sempre la stessa: chi sarà e di quale partito il candidato presidente? La risposta diplomatica non può che essere il centrodestra unito. Ora presentiamo il programma. Facciamo fatica magari a far passare il messaggio che nel frattempo stiamo lavorando anche sul programma e su un programma che intercetti poi i bisogni dei veneti, che sono la cosa principale. Quali sono i punti di questo programma su cui state lavorando, che sembra, insomma, non perdiamo tempo, dato che a Roma decideranno i nomi, noi intanto siamo preparati. Quali sono i punti di questo programma? Giustizia e sicurezza? Beh, insomma, la giustizia e sicurezza sono due prerequisiti essenziali per svolgere qualsiasi attività umana. Oltre a questi c'è un'attenzione particolare alla sanità per continuare a migliorarla, un'attenzione al mondo delle imprese che in Veneto si traduce in un'attenzione alle società. Il nostro tessuto è fatto da tante piccole e medie imprese, quindi siamo convinti che sostenere a parole e con i fatti questi comparti significa sostenere il Veneto e il sentire Veneto, perché quando viene Giorgia Meloni in Veneto io la presento sempre come la più veneta dei politici italiani. Lei parla di sanità, ma proprio sul tema sanitario all'interno della coalizione di maggioranza c'è un continuo attacco da parte di Forza Italia alla Lega su quanto fatto. Come Fratelli d'Italia che posizione avete, visto che si parla di governo della continuità? Noi siamo rappresentati sia in giunta che in consiglio con i nostri consigli regionali. In questi anni abbiamo fatto un grande lavoro per migliorare anche la sanità e siamo convinti che, partendo da un'ottima base che ci riconoscono anche quelli che vengono dalle regioni diverse dalla nostra, possiamo lavorare per migliorare e soprattutto per adattare la sanità ad un mondo che sta cambiando. Oggi dobbiamo fronteggiare un invecchiamento ed un numero maggiore di anziani, dovremo adattare gli strumenti sapendo che questo è il governo che comunque ha stanziato più risorse sulla sanità rispetto a qualsiasi altro governo, 136 miliardi e mezzo. Senta, questo tavolo non è l'altro governo. Senta, questo tavolo nazionale che dovrà decidere, no? Perché lei parlava di lucubrazioni giornalistiche, dovrà decidere il candidato, e la decisione del candidato, a prescindere dal nome, però già lo schieramento determina poi tutta una serie di equilibri. Quando ci sarà questo tavolo nazionale tanto annunciato, i leader parlano a mezze parole, però insomma rimaniamo sempre... Io credo che si parli spesso di tavolo nazionale per decidere. Io credo che i nostri leader si incontrino bisettimanalmente e all'interno di questi incontri dove
oggettivamente si occupano anche di altre priorità, non ultima quella economica e quella dei dazi, ci sia spazio per fare un ragionamento sul Veneto, ripeto, in maniera molto più semplice di quello che si fa sulle altre regioni, ma chiaramente sulle altre regioni dobbiamo programmare anche una campagna elettorale con tempi più lunghi. In Veneto sappiamo che, trovata la quadra, la cosa più importante sul governo, sull'alleanza di tutto il centrodestra, poi la campagna elettorale non dico che sia più semplice, ma sicuramente è facilitata da un accordo generale. Lei ha sempre detto, insomma, che un candidato di Fratelli d'Italia potrebbe esserci e sarebbe anche giusto. Continua ad avere questa opinione? Io sono convinto che Fratelli d'Italia, che se ne dica, abbia una grandissima classe dirigente, lo ha dimostrato, lo dimostra tutt'oggi nei comuni capoluogo, ad esempio, dove è in qualsiasi comune capoluogo il partito di centrodestra maggiormente rappresentato. Non si diventa consiglieri comunali se non si ha un forte legame con il territorio e capacità di rappresentare i cittadini. Lo siamo nelle province e quindi siamo convinti di poter mettere anche noi, a maggior ragione oggi che siamo il primo partito in Veneto e in Italia, un candidato che sappia incontrare il favore dei veneti. Dopodiché noi siamo persone che conoscono dinamiche e politica. Se c'è un partito che ha un candidato migliore del nostro e ce lo dimostra, noi saremo pronti a una convergenza anche su un candidato diverso dal nostro. C'è una foto che è apparsa nei giornali nei giorni scorsi di un abbraccio tra lei e Stefani, quindi c'è molta amicizia? Ma è innegabile, cioè lo sanno tutti che io e Stefani abbiamo uno straordinario rapporto umano prima che politico, ci siamo sempre detti le cose in faccia, non ci siamo mai sottratti quando c'erano discussioni da fare anche sui territori, ci siamo coinvolti laddove avevamo problemi reciproci. Credo che questo dovrebbe essere il sentire di due alleati. L'ho voluta postare, ho postato un video anche perché insomma ogni tanto si sentiva di frizioni tra alleati, insomma credo che se i due, diciamo così, che oggi sono i leader pro tempore della coalizione, hanno un ottimo rapporto, lo debbano avere anche sui territori tanti militanti. Un auspicio per i futuri presidente e vicepresidente, poi lasciamo a chi vuole decidere quali siano i ruoli. No, vabbè, ma insomma credo che Alberto sia un ragazzo con grandissima prospettiva, 32 anni, molto giovane e che quindi abbia giustamente l'ambizione di poterlo fare. Luca De Carlo oggi fa il presidente di una commissione altrettanto importante per il Veneto perché attività produttive ha dei riflessi importanti e quindi credo che entrambi viviamo questo momento con assoluta tranquillità, sapendo che entrambi potremmo essere utili, ma non solo noi, sia la Lega che Fratelli d'Italia hanno tanti nomi da spendere. Fronte Dazi? Fronte Dazi? Fronte Dazi, io l'ho sempre detto, l'antidoto ai dazi si chiama accordo e avendo audito tantissimi operatori commerciali in queste settimane, l'incertezza era la cosa che più li preoccupava. Oggi finalmente c'è un dato, c'è un ICE, c'era qui Matteo Zoppas prima con cui abbiamo interloquito anche di dazi, che supporta gli italiani anche nella ricerca di nuovi mercati. Credo che i nostri imprenditori, con la straordinaria capacità e resilienza che hanno scovato mercati e consolidato mercati negli Stati Uniti, sappiano farlo anche per esempio in India, dove c'è 1.400.000 abitanti, 300 milioni dei quali sono in grado di poter spendere ed acquistare i nostri prodotti. Non si poteva fare meglio, una percentuale più bassa? Si poteva sempre fare meglio, però guardate, all'inizio c'è stata la sinistra che diceva che Giorgia Meloni non avrebbe dovuto trattare con Trump e doveva trattare l'Europa, peraltro dicendo un'ovvietà perché la delega a trattare è europea. Dopodiché tratta la von der Leyen ed è colpa di Meloni se non si è trattato un accordo sufficiente. Io credo che per trattare ci sono sempre due parti. Da una parte c'è Trump, che rappresenta l'Occidente sì, ma che rappresenta una nazione importante, che deve riequilibrare la sua bilancia di pagamenti e lo fa attraverso uno strumento, secondo me, sbagliato come quello dei dazi protezionistico, nel libero mercato non avrebbero ragione d'essere e quindi tu ti trovi spesso a dover trattare mettendo sul tavolo non una pistola ma una pistola acqua, come è accaduto in questo. L'Europa si è talmente indebolita da 5 anni di pseudo politica green che oggi anche sul metodo con cui trattare oggi ha un peso diverso. Io sono arrivata tardi, il centro-sinistra è partito prima con la campagna elettorale con un candidato, per la prima volta un candidato sostenuto, insomma sembra che il centrodestra questa volta stia imitando il centro-sinistra e viceversa. Sono in vantaggio? Direi che anche gli altri candidati erano sostenuti, la Moretti prima, il candidato recente
Padovano che era vice sindaco nell'ultima tornata, quindi partono in vantaggio temporale sulla campagna elettorale. Credo che la storia ci dica che il centrodestra unito abbia un pelino di vantaggio sul centro-sinistra, ma io auguro al centro-sinistra di fare una straordinaria campagna elettorale, perché la democrazia è questo, cioè mettere due visioni del mondo, in questo caso del Veneto, a confronto e far scegliere ai cittadini. Manildo è un candidato che vi preoccupa? No, a me non preoccupa nulla, preoccupa dovessimo andare divisi, che è cosa che non credo, mi sentirei preoccupato per qualcosa. Preoccuparmi degli altri non mi sono mai preoccupato neanche quando facevo il sindaco a Caralza. Ultimissimo taglio fondi PAC. Quello è un tema grande, sappiamo che la PAC canta un terzo del bilancio europeo, nasce per sostenere gli agricoltori e approvvigionare di cibo, è un taglio pesante, ci siamo detti subito contrari, a questo si aggiunge poi la possibilità di avere un fondo unico che, attenzione, potrebbe essere nel breve un vantaggio per l'Italia, perché questo governo ha dimostrato di mettere risorse sull'agricoltura. Fondo unico vuol dire avere nello stesso fondo coesione, welfare e politiche agricole. Potrebbe però non esserlo se dovesse cambiare il governo e dovessero andare al governo quelli che negli ultimi anni di risorse sull'agricoltura ne hanno messe poche. Quindi noi lavoriamo perché l'agricoltura abbia sempre risorse certe, a prescindere da chi sia che governa lo Stato. Ma l'occhio rivolto alle regionali c'è da 5 anni e ci sarà per i prossimi 5, c'è sempre, nel senso che noi, questa è la nostra regione, è la regione nella quale abbiamo visto nel corso degli anni crescere il consenso nei confronti di Fratelli d'Italia. Sappiamo che è una regione nella quale gran parte dei cittadini che scelgono di votare il centrodestra scelgono le donne e gli uomini di Fratelli d'Italia per farsi rappresentare all'interno dei comuni, nelle province, a livello parlamentare, a livello di Parlamento europeo. Sono sicuro che anche in occasione delle prossime regionali verrà confermato questo trend. Ecco, si voterà fra pochi mesi anche nel capoluogo, a Venezia, si insiste sul suo nome, continua a girare il suo nome come possibile candidato sindaco. Guardi, in questo momento parlare di nomi non è il caso, perché comunque manca quasi un anno alle elezioni comunali a Venezia. Noi siamo sicuri che il centrodestra saprà trovare una sintesi la migliore possibile, che mette in condizione i veneziani e i mestrini di avere un'amministrazione di centrodestra anche per i prossimi 5-10 anni. Sul nome abbiamo tutto il tempo, credo che se ne discuterà ampliamente quando arriveremo alla primavera. Ma lei è disponibile eventualmente a livello regionale, a livello comunale, oppure il suo ruolo a Roma è tale per cui... Allora, giornalisticamente mi mettono ovunque, per cui voglio dire sono presente ovunque. Io sono chiaramente a disposizione del mio partito a prescindere, dopodiché per fortuna posso dire di far parte di una forza politica, Fratelli d'Italia, che esprime una classe dirigente di grande qualità, che nel corso degli anni ha saputo anche rappresentare all'interno delle istituzioni funzioni di rilievo importanti che hanno permesso a tante personalità di maturare quell'esperienza che riteniamo essere un elemento fondamentale, quantomeno molto importante, per assumere responsabilità come quelle della guida di una regione o della guida di un comune capoluogo di regione come quello di Venezia, che poi sappiamo essere particolarmente complesso nella sua gestione, essendo un comune unico al mondo, anche dal punto di vista morfologico, dal punto di vista Sì, però dopo tanti anni nei banchi dell'opposizione in Consiglio Comunale magari insomma, un pensiero personale ci può stare. No, ma non c'è dubbio che un giorno o l'altro penso che mi piacerebbe avere la soddisfazione di stare al governo della città di Venezia, però vediamo quando, vediamo con quale ruolo, insomma non è un tema in questo momento che non mi fa dormire la notte. Ecco. Un commento invece sul citato dagli organi di stampa probabile accordo, possibile accordo tra presidenza alla Lega e assessorati di peso a Fratelli d'Italia? Lei ha citato giustamente i giornali giustamente cercano i retroscena, cercano di capire e di carpire le notizie, ma queste domande dovreste farle direttamente ai leader di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia e di Noi Moderati, che in questi giorni e nei prossimi giorni si incontreranno per ragionare proprio su questi temi che riguardano le candidature, che riguardano anche altre regioni oltre al Veneto e che
poi sapranno sicuramente trovare una sintesi nell'interesse dei veneti, perché poi alla fine la cosa che a noi interessa è mettere in condizione il Veneto di essere governato nel modo migliore possibile, con le persone migliori, a prescindere dalla spilletta che possono attaccare al proprio bavero. È vero però... Questione quindi al momento solo di vertice senza il vostro coinvolgimento? No, il nostro coinvolgimento in questo momento qui è lavorare sui programmi, sui contenuti, cioè cercare di individuare quali possono essere state le criticità in questi anni che magari non hanno permesso al Veneto di garantire i migliori servizi possibili ai cittadini. Sappiamo che veniamo da 15 anni di buon governo, tutto quello che si è fatto si può sempre migliorare e noi siamo al lavoro con le categorie, con le parti sociali, con la nostra comunità di veneti per individuare quali possono essere le soluzioni migliori per garantire una progettualità e una gestione della cosa pubblica e della Regione del Veneto nei prossimi anni migliore anche rispetto a quella che abbiamo ereditato. È vero però che se la narrazione giornalistica, diciamo, alle volte è un po' funambolica, non c'è un accordo e quindi il fatto che il candidato o la squadra non sia emerso fa pensare che non ci sia una sintesi così immediata, che si stia discutendo. Sì, è normale, c'è una fase dialettica, come giusto che sia, è anche una fase di passaggio dal punto di vista politico. Del resto all'interno del centrodestra queste situazioni si sono già verificate anche in passato. Dobbiamo dire anche che l'elettorato del centrodestra è un elettorato molto contiguo tra le varie forze politiche. Il fatto che noi riusciamo a trovare sempre la sintesi è la dimostrazione che non è difficile per noi poi dal punto di vista programmatico individuare quel minimo comune denominatore di valori e di contenuti che ci permette di guidare tante città, tante regioni da tantissimi anni senza mai che questo produca delle crisi politiche. Ecco, per cui è chiaro che nel corso degli anni si è andata modificando anche il peso di ciascuna forza politica che compone il centrodestra. Non dimentico che negli anni 90 Forza Italia era la forza predominante nel Veneto, poi c'è stato un quindicennio nel quale è stata la Lega la forza predominante nel Veneto. In questo momento da qualche anno Fratelli d'Italia è indiscutibilmente la forza politica che raccoglie i maggiori consensi tra i veneti. Sulla sintesi, senatore, stavolta il centro-sinistra è arrivato prima del centro-destra, ha già presentato il candidato, è già partita la campagna elettorale, vi preoccupa il fatto che siamo già un po' più avanti? No, ride bene chi ride ultimo, si dice, no? Cioè, nel senso noi siamo tranquilli, la scelta la vogliamo fare ponderata, non ci facciamo guidare dalla frenesia. Sappiamo che comunque ci sono molti mesi davanti prima delle elezioni, non abbiamo nemmeno ancora la data delle elezioni fissata, possiamo immaginare che sia tra la metà e la fine di novembre e quindi insomma, per la campagna elettorale abbiamo tempo di parlare, dialogare e spiegare i nostri programmi ai nostri concittadini nei mesi tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. La presenza di Matteo Zoppas oggi visita di cortesia? È un amico e quindi voglio dire, visita di cortesia è una visita gradita, chiaramente Matteo Zoppas è una risorsa importante per le industrie, per le aziende, per il mondo delle imprese italiane, ma vista la sua esperienza anche in passato in Confindustria Veneto, in particolare soprattutto del Veneto. L'improvvisa acquazzone non distoglie l'attenzione dalla presenza anche di Matteo Zoppas, più volte indicato come candidato in pectore che potrebbe mettere d'accordo la coalizione. Lui schiva i giornalisti dicendo sono qui con i bambini, ma il tempo per un selfie con Speranzone De Carlo non manca. Matteo Zoppas è o non è una risorsa per tutti noi? Matteo Zoppas ha dimostrato di essere un tecnico straordinario, fare un grande lavoro a Dice e quindi credo che noi dovremmo solo ringraziarlo per ciò che sta facendo e per ciò che farà, qualsiasi cosa sia.